Salve. Allora, oggi spiegheremo come liberarsi dalla negatività in casa. Allora, procediamo molto lentamente. Anzitutto bisogna mettere del sale dentro a un bicchiere, in questo modo. Ecco, del sale quasi al pari del bicchiere colmo, eccolo qua. Basta così, vedete? Questa è la quantità dovuto. Allora, fatto questo, si prende dell'acqua, lo si versa nel bicchiere in questo modo. L'acqua deve superare il sale che abbiamo messo nel bicchiere. Eccolo qua. Fatto questo, si prende il bicchiere col sale, lo si va a mettere sotto al letto dove dormite, al centro del letto, sotto però, sotto al letto, a terra, al centro del letto, e lo si lascia lì per 7 giorni. Vedete che poi l'acqua scompare perché viene evaporato e il sale fuoriesce dal bicchiere, formando si va a formare un qualcosa di strano. Ogni persona si forma una forma diversa. Trascorsi i 7 giorni si prende questo bicchiere col sale uscente e lo si mette in un luogo dove abitualmente si pratica. Quindi lo si può mettere anche in cucina, dove abitualmente noi stiamo più tempo, perché sarà un oggetto carino, un oggetto diciamo sfizioso da guardare. La sua, diciamo che la procedura che abbiamo usato, che vi sto a dire, che vi sto spiegando, serve assorbire per assorbire la negatività nella stanza da letto, perché è lì che noi andiamo a riposare, a dormire, e quindi è lì che noi il nostro corpo lascia più residui di negatività accumulato durante il giorno. Quindi con questo sistema non facciamo altro di liberare la stanza da letto dalle forme negative, facendo in modo di farci riposare molto più comodamente, più rilassati, si dorma meglio. Quindi il sale con l'acqua non fa altro di assorbire, il sale va ad assorbire le forme negative. Questo è un consiglio validissimo che ho voluto darvi quest'oggi, e ci vediamo per il prossimo video per un prossimo consiglio da parte del veggente Cleo. Un abbraccio, che le stelle siano sempre con voi tutti.